Euroregione News. Confartigianato per l'ASP Moro di Codroipo. Grazie ai servizi di assistenza fiscale CAF, l'ANCOS col 5 per 1000 quest'anno è stata assegnataria di un mezzo per trasporto persone e disabili con sollevatore posteriore, che tra le innumerevoli opzioni possibili in regione hanno deciso di dare in uso all'azienda di servizi alla persona Daniele Moro per il Medio Friuli. Con i volontari amici di Siorlello potranno effettuare i trasporti più agevolmente, come precisato dal presidente di Confartigianato Graziano Tiratti. L'ASP di Codroipo Daniele Moro per consegnare questo furgone messo a disposizione dal Confartigianato Nazionale a mezzo del suo ANCOS, che ANCOS è la sezione che si occupa dell'assistenza alle persone, e credo siamo particolarmente felici di poter mettere a disposizione di questo territorio questo mezzo che è utilizzato per i trasporti degli anziani, delle persone con disabilità, per portarli nelle strutture residenziali e ospedaliere. Questo vuol dire, ancora una volta ribadisce la vicinanza del mondo di Confartigianato non solo all'economia ma anche alle persone in difficoltà, e anche la disponibilità del nostro mondo a stare nel volontariato. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.